più di un sondaggio in realtà, però insomma non direi sondaggi sbagliati, i sondaggi hanno un valore relativo. Noi sapevamo insomma, che era inutile illudersi anche per una sfida che non c'era per noi, perché la sfida era quella di battere il centro-sinistra e dare continuità al buon governo di centrodestra. Poi dopo gli assetti interni non sono un problema, non sono mai stati un assillo per noi, non lo erano prima quando ci davano tutti per e non lo sono adesso che la Lega, grazie al fatto di avere un presidente uscente e un presidente anche e un candidato presidente e aver quindi raccolto il voto utile, diciamo quelli che diciamo così si fanno condizionare o meglio supportano come è giusto che sia il governatore, ci vede meno premiati, ma insomma non è un assillo, non è mai stato un problema, anzi. Sulla coalizione non c'è nessun effetto perché alla fine probabilmente quelli che non hanno visto il candidato del proprio partito appunto essere il candidato magari non sono andati a votare, hanno pensato che spettasse ad altri supportare il centrodestra, un po' di astensionismo probabilmente dettato dal fatto che si dava il risultato per scontato c'è stato e quindi invece c'è stato un partito più motivato proprio per il fatto di avere il candidato governatore che oggi ha strappato una percentuale maggiore. Però questo non inficia la straordinaria compattezza di questa coalizione e il lavoro che dovremo fare da domani. Io so che Luca non sarebbe stato un problema ma una grande risorsa, lo è stato per il centrodestra e lo è stato per il suo partito. L'avessi avuto io l'avrei schierato. Andiamo dal presupposto che Fratelli d'Italia avrebbe potuto avere il candidato e lo ha ceduto per generosità nei confronti della coalizione e per la compattezza della coalizione. Cosa ci dimostra? Quello che abbiamo sempre detto noi, e cioè che l'unità della compattezza, la compattezza della maggioranza porta al risultato e quindi mi auspico che anche nei contesti nei quali ci occuperemo di comunali utilizzeremo la stessa straordinaria capacità e generosità dei partiti che la compongono per vincere anche realtà difficili come Padova ad esempio e quindi credo che il messaggio e il segnale sia rimanete uniti che uniti si vince. La realtà è che questo è il partito che quando era al 2% era il collante della coalizione, lo è anche adesso che a livello nazionale è al 37,3% e che in regione ha comunque almeno raddoppiato i voti del 2020. L'accordo raggiunto per Stefani a suo tempo, quindi non ha posto delle predazioni per le prossime elezioni? No, anzi è un accordo fatto di straordinaria generosità da parte nostra per tenere unita e compatta la coalizione, ma non ci sono altri accordi. Noi non siamo un cartello elettorale, noi siamo una coalizione e volta per volta scegliamo il miglior candidato per affrontare le sfide che ci vengono incontro. Questa volta è stato Alberto, per Venezia vedremo chi sarà.